Sospesi finalmente i blocchi in Sicilia degli autotrasportatori, ma la vertenza resterà aperta. Il governo Draghi non deve girarsi dall'altra parte. Dopo più di 48 ore di sciopero e di disagi, gli autotrasportatori siciliani, accogliendo la richiesta del presidente Musumeci, hanno sospeso finalmente i blocchi stradali e preso l'impegno a riportare la situazione alla normalità. Il governo regionale li ringrazia per il senso di responsabilità che hanno dimostrato nei confronti non solo delle realtà produttive siciliane, ma anche verso i cittadini e le imprese dell'isola. Si riapriranno quindi a presto i lavori del tavolo tecnico voluto dal governo Musumeci, con gli autotrasportatori, produttori e rappresentanti della GDO, per approfondire ulteriormente le proposte di accordo emerse oggi dalle interlocuzioni fra le parti. Il governo Draghi deve infatti intervenire in maniera strutturale in favore di un comparto che mai come oggi sta scontando il prezzo della crisi e dell'impennata dei costi, a iniziare dei carburanti. La prossima settimana si andrà a Roma per convincere il ministro Giovannini a mettere in campo gli interventi realmente risolutivi. Dopo 48 ore gli autotrasportatori siciliani hanno deciso, accogliendo la richiesta del presidente Musumeci, di sospendere il loro sciopero. L'avvertenza rimane, perché se da un lato gli autotrasportatori hanno dimostrato senso di responsabilità nei confronti del mondo produttivo e della collettività siciliana tutta, dall'altro lato i problemi per la categoria sono tutti sul tappeto. E allora ecco perché da un lato il governo della regione ha convocato in maniera permanente un tavolo tecnico che possa suggerire, possa avanzare proposte a Roma, dall'altro lato il governo nazionale non può girarsi dall'altro lato, ma deve intervenire in maniera strutturale nei confronti di un comparto che mai come oggi sta scontando i morsi della crisi e l'aumento dei costi, ad iniziare dal carburante. Ecco perché settimana prossima, mercoledì prossimo, saremo a Roma dal ministro Giovannini, a cui chiederemo, e siamo convinti di poterli ottenere, delle misure strutturali che possono dare una soluzione